Individuare la figura del candidato sindaco per la città di Padova, che è il nostro capoluogo, diventa determinante anche nel quadro e nella geografia politica. Penso che sia il caso di avviare un tavolo dove ci si ritrova come centrodestra e si fanno tutte le valutazioni del caso, senza veti, senza preclusioni, senza retropensieri, ma con il chiaro obiettivo di individuare la candidatura migliore che ci permette di essere competitivi e di poter essere nel contesto padovano comunque una proposta credibile che piace all'elettorato, sapendo che dall'altra parte comunque c'è uno schieramento forte, ma noi pensiamo che come centrodestra possiamo esserlo altrettanto. Così Elisa Venturini, esponente di spicco di Forza Italia in Veneto, sulla corsa a Palazzo Moroni nel 2027. Senza nominare Roberto Marcato, l'assessore regionale all'ambiente frena sulla sua figura, anche se non la esclude. La scelta deve essere concertata con tutti i componenti del centrodestra. Che prima bisogna iniziare a mettersi attorno ad un tavolo e a seguito di ragionamenti e riflessioni che si fanno insieme è una delle candidature che vengono messe sul piatto. Come dicevo prima, deve essere individuato il candidato migliore che può proporre il centrodestra unito per dare alla città di Padova una proposta che sia appunto idonea, valida, adeguata.